Ciao gattino! Eh! Chiacchieroni? Eh? Sì. Vero? Morgna! Eh sì, chiacchierone anche tu adesso. Eh? Torna, torna. Torna, torna. Dove è andato? Adesso inizia il periodo degli uccellini qua che arrivano qui e planano sul poggiolo e ci vogliono ammazzare. Dove è andato? Boh. Ho steso la giacca, cioè è caldissimo, si sta molto molto bene. Cioè non c'è da fidarsi a spogliarsi un po'. Sì, troppo, eh. Quella è la maglia di Pepe, non preoccupatevi. Ci sarebbe anche ordine, ma c'è sempre qualcosa che non va qua. Sì, il termometro segna più di 30 gradi, ma... Eccolo, me lo son perso. Chip. Me lo sono perso, era qui. Pepe, era qua, eh. Eccolo, eccolo, eccolo. Arriva, arriva, arriva. Plana di qua, vai, vai, vai. Sono tutti pazzi. Tutti pazzi. Come te. Guardate che felice che è di correre nel prato. Vabbè, ho sistemato tutta la cucina. Tutta, sì, più o meno. C'ho 2 piatti là con la pasta e è tutto a posto. Ho fatto anche il letto. E ho messo su un'altra lavatrice. Sì, a rate, ma riesco bene a fare qualcosa. I pomeriggi veramente sono talmente stanca che non c'ho voglia di fare niente. Vado a vedere a che punto è la lavatrice e poi me ne vado. 7 minuti. Oh, tutto che balla qua. 7 minuti. Ok. Qua c'è ancora tutto un casino della legna. Non vedo l'ora finisca sto periodo, così si sistema tutto. Ok. Ah, qua ho tolto anche i tappeti, li ho messi a lavare anche quelli. Con la scusa che ho lavato quello grande, ho messo anche quelli altri piccoli. Che così. Là. E basta. Quella la butto. Non la tengo là per i gatti. Anzi, potrei tenergliela fuori, visto che è bel tempo. Ah, potrei metterla fuori. A me piace. Guarda qua, Pepe. Aspetta, che da... sì, ma un attimo, neanche il tempo di metterla per terra. Che bello. Ah, bello questo appartamento, Signorino, Pepe. Bravo. Ah, che bella. Ecco, finalmente una casetta anche di fuori. Oh, è arrivato un curiosone. Hai visto, Mimi? A te niente. Ah, che tristezza. Il re. Il nano ti fa l'assalto. Lui è dolce. Oh, ogni tanto è pazzo e vuole giocare con Pepe, allora lo istiga. Adesso sta qui. Aspetti il turno. Mi sa che il turno... il tuo turno non arriva mica, Pepe? Che bello. Micio! No, no, scappare. Comunque. Allora, ho ritirato la borsa. Non voglio... come si dice? Non voglio sbirciare. Vorrei quasi trovare un posticino dove guardarla insieme senza andare fino a casa, però non saprei dove mettermi perché la luce è un po' limitata adesso. Eccomi, oggi sono in condizioni un po' più pietose con questo raffreddore. Ho dovuto fare la coda perché non ho neanche lavato i capelli e ho tutti i ciuffetti cioè tutti questi qua che stanno fuori perché chiaramente avendoli tagliati
Il brutto è questo, e non riesci a raccoglierli tutti. Niente, sto facendo semplicemente piadina con un po' di affettato. Non ho neanche formaggio. Dovrei fare spesa, ragazzi, dovrei fare spesa, ma sono in queste condizioni, non mi va di andare nei negozi, non ho proprio voglia, non ho la... Cioè, bisogna essere ispirati anche per fare la spesa, eh. E io proprio l'ispirazione non ce l'ho. Ecco. Allora, oggi stavo pensando, se no le piadine mi vanno male, quindi devo farle per forza. Ma no, oggi stavo pensando di fare un po' di pulizie, perché teoricamente Franz non dovrebbe essere qua a pomeriggio, non viene neanche a pranzo. Quindi ho la casa libera e posso pulire, wow, anche se non sono in piena forma, ma nessuno mi corre dietro, quindi posso tranquillamente fare qualcosa, non sto morendo, ecco. E vorrei iniziare a pulire dalla stanza computer, da di là, sì, perché è un po' un caos. Allora, PS, devo ancora fare il letto, sono le 5:30, una cosa del genere. C'è stata una vita, ho voluto finire il bagno e ho pulito tutte le fughe, tutte, anche quelle qui dalla vasca. Allora, è da tanto che non registro, come al solito. È da un po' sì che non registro vlog. Vi avevo lasciati che avevo il raffreddore? Beh, ce l'ho ancora. È passata una settimana e ce l'ho ancora. Ho ancora la voce nasale, non è cambiato praticamente niente. No, sì, beh, non ho più il colamento grosso di naso, ma sono ancora abbastanza chiusa. Ho preso il raffreddore tosto questa volta. Cioè, questa volta lo prendo sempre così in realtà, quando lo prendo. E non dico appena arrivata a casa, ma quasi, perché mi sono fermata dai miei, perché ho fatto arrivare dei mobili di Ikea lì su, sì, a casa dei miei, perché serve la firma. E quindi niente, sono andata su a prendere i pacchi e poi sono rimasta là un po' coi gatti di fuori. E adesso sono venuta a casa, ho spolverato, ho passato l'aspirapolvere, devo ancora mangiare. Non credo monterò oggi i mobili perché veramente no, è già tardi, non ce la faccio fisicamente e mentalmente a fare quel lavoro. Adesso sto pensando a cosa fare da mangiare più che altro, perché in realtà ho roba pronta, ma mi hanno scagazzato gli uccellini sulla sedia. Ah no. No, è solo rovinata. Eh sì, ho preso anche il mordente per riverniciare quelle robe là di fuori perché sono proprio rovinate. Pensare che l'anno scorso o 2 anni fa che avevo preso questo tavolino, forse 2 anni fa, non mi ricordo più. Pensavo di aver speso tanto da Ikea, mai come quest'anno. Colpa della spedizione. No, vabbè, beh, costa tanto la spedizione. Però d'altronde i pacchi sono pesantissimi. Cioè, i mobili di oggi, un pacco, cioè un mobile 66 kg. Cioè, infatti io sono rimasta sconvolta. L'altra volta avevo alzato da sola le scatole e me le ero portate in casa. Una era da 20 qualcosa chili. Insomma, la libreria e la scrivania non pesavano così tanto. E oggi una sola scatola per un solo mobile 66 kg. Ma cosa ci ha messo dentro il cemento? Sono rimasta sconvolta. Sul sito c'è scritto comunque quanto viene a pesare il pacco, però non ci avevo fatto caso. Ok, quindi adesso opzioni di pranzo. Allora, ieri sera sono stata a comprare un'altra Magic Box
e c'erano dentro 6 o 7 arancini, adesso non mi ricordo, cioè palle di cannone praticamente, e due, non so come chiamarli, panzerotti, non so neanche. E, e quindi ho quella roba lì, in più ho anche gli gnocchi che mi ha dato mia mamma prima, e poi ho il frigo pieno perché ho le cose della HelloFresh, della box da fare, e più ho il frigo pieno perché l'altro giorno sono stata a fare la spesa. L'altro giorno sono stata al Lidl perché ho detto a mia mamma andiamo a farci un giro a vedere com'è il nuovo Lidl perché l'hanno spostato, quello qua vicino casa, diciamo, vicino tra virgolette, ecco, il più vicino a casa, l'hanno spostato, prima era giù sotto imbucato e è comodissimo sulla strada e siamo andati a vedere insomma com'era sto Lidl. Ho speso 34 euro. Del nulla, del nulla. 34 euro. E che va bene, è aumentato ovunque. E se si vuole mangiare bisogna avere un lavoro e guadagnare bene perché sennò veramente aiuto. Comunque ho una novità, siamo andati a vedere dalla macchina nuova perché già l'anno scorso l'avevamo vista e l'aveva provata a guidare Franz, però io non... Poi anche il personaggio lì della concessionaria non mi piaceva, non mi ispirava fiducia e allora niente, poi avevamo lasciato perdere. E ieri invece siamo stati di nuovo in concessionaria a vedere di questa macchinina. È una macchina piccola, piccola per me, niente di enorme, non lunga come questa, quindi piccolina, la parcheggi ovunque. Dobbiamo provare a guidarla, che voglio provare anch'io a guidarla perché comunque poi sarà la macchina che userò io. Saremmo dovuti andare giù oggi a guidarla, ma adesso devo chiamare il tipo e gli dico che non ci andiamo questa settimana perché Franz non c'è. Oggi non c'è, impegnato a lavoro. Domani mi pare anche che insomma ha da fare. Sabato no, perché c'è un gran caos lì e quindi c'è troppo traffico il sabato. Adesso gli dirò che andremo la prossima settimana perché non... Poi a me fare le cose proprio di corsa, cioè se andate ieri, già oggi provare la macchina, no. Un attimo, con calma. Non mi piace fare le cose proprio così frettolosamente, soprattutto quando devi acquistare cose così, diciamo, costose. Non è costosa come tante altre, perché comunque è la più piccolina, quindi non costa tanto. No, non è la più piccola in realtà. Vabbè, vi svelerò tutto più in là, perché tanto non arriverà adesso, ci vorranno 6 mesi. Quindi, ecco. Comunque sì, abbiamo deciso di cambiare macchina, anche per essere più sicuri durante i viaggi, perché io magari tante volte vorrei andare, che so, a Jesolo un pomeriggio, dopo lavoro subito partire, andare a Jesolo. Adesso che la macchina è vecchia, quella che abbiamo, che uso io, cioè ti fidi e non ti fidi, perché comunque a una certa età, ha tanti chilometri, lo sapete, e quindi alla fine abbiamo deciso, anche se io non ero convintissima, e neanche Franz, però alla fine abbiamo deciso di comprarla nuova. Abbiamo tutti e due un lavoro stabile, per cui si può fare questa spesa. Casa non la compriamo e quindi o casa o la macchina, per cui la macchina serve per andare a lavorare, quindi è necessaria e quindi abbiamo scelto la macchina, e anche perché la casa è difficile trovarla. Adesso vedo cosa fare, perché parlo anche troppo. Davvero.